Lavoro per l'associo da Fiado, un associo che fa l'intervenzione nelle scuole, nei centri paesili. Queste intervenzioni consistono a imparare i deli, ciò che erano strumenti a Fiado innanzi, direi 100 anni, 200 anni fa, 500 anni fa per un'epoca. Vengono di tanto in tanto per intervenire e per far scoprire questi strumenti, ma mica solo gli strumenti, anche ciò che può produrre un suono. Per esempio il colombo, o la ragana, la radacchia, o allora, i campanili, le dintene, eccetera, eccetera. Prima di tutto, comincio a mostrare i deli ciò che può produrre un suono. Allora, la prima delle cose di oggi, dunque vi spiego che per produrre un suono ci vuole un soffio e ci vuole anche a fare una vibrazione. Allora, gli spiego come la via della fare, dopo gli mostro come potremmo fare o con una regola, o con una riverbola, o con secondo lo strumento che piglio. E poi dopo gli conto la storia di questi strumenti. Allora, principiamo prima un po' lontano da Rete, c'era di 8.000 anni da Rete, da quell'altra parte del mare d'Aragno, e cominciamo per i flausi, può essere uno dei primi strumenti che è stato fatto, uno strumento di canna. Dopo, ciò che è stato l'evoluzione di questi strumenti, prima la pirola, dopo c'è stato da noi in Corsica un vero strumento grosso a pivola, poi dopo tutti gli strumenti sono stati fabbricati dopo, per esempio a riverbola, a giallamella, a Garamusa che è sparito dopo. E dopo perché hanno sparito questi strumenti? I primi strumenti che hanno sparito sono a Garamusa e ad Ambara, per causa di genovesi che hanno interdetto questi strumenti, dopo una rivoluzione. E dopo sono giunti gli altri strumenti, gli strumenti di XVIII secolo, XIX secolo, pardon. E la mandolina, la chitarra, l'organetto, il sonetto. Quando sono tutti questi strumenti, i nostri strumenti hanno sparito. Voilà. Donc dopo faccio un attello con questi deli, faccio fabbricare una spornecchia, fatto di paglia, babeglia. Voilà.